Signori e signori, buonasera. Questo è il Movimento 5 Stelle. Io sono Michele Emanuele Mastrolonardo, candidato sindaco, e siamo qui per raccontarvi la nostra avventura in queste elezioni comunali 2016. Effettivamente non c'è molta partecipazione, lo vediamo. La gente è spaventata, voi siete distratti. Nessuno si avvicina ad una lista di persone pulite, oneste e che possono operare nella massima tranquillità. Lo capiamo che siete stanchi, capiamo che siete spaventati, capiamo che è un periodo difficile perché la politica trigianese molto clientelistica non vi può fare esporre in maniera tranquilla, perché ci conosciamo tutti, perché a questa bandiera non potete neanche avvicinarvi, però noi ci siamo e ribadiamo questa presenza anche se dovesse esserci una sola persona in piazza, e non abbiamo assolutamente paura di nulla. Noi vogliamo esporvi il nostro programma per il quinquennio 2016-2021. Noi crediamo che Triggiano possa avere un futuro, noi crediamo di poter riprenderci il nostro paese, noi crediamo fermamente che Triggiano debba svegliarsi, che i trigianici si debbano riprendere questo paese, un paese bistrattato dalle amministrazioni precedenti. Prima guardavo dei ragazzini giocare su questo palco, quando abbiamo fatto i sorteggi per gli spazi comiziali, l'assessore ci ammoniva, diceva: ragazzi, mi raccomando la puntualità, perché è una questione di ordine pubblico, perché ci saranno i vigili urbani e i carabinieri. Certo, mi sarebbe piaciuto che i vigili urbani e i carabinieri fossero qui in questa piazza oggi, perché magari qualcuno di quei bambini che saltellava sul palco avrebbe potuto farsi male. Allora la forza di polizia non doveva essere una costrizione, ma una protezione per questi bambini, evitare che si facessero male su queste tavole traballanti. Facciamolo vedere, per favore, fammi vedere il palco, fammi vedere questo palco traballante. Qui i bambini ci vengono a saltellare tutte le sere, ci salgono con le bici. Cosa dobbiamo aspettare per far mettere in sicurezza questo palco? Che qualcuno si faccia del male? Cosa dobbiamo fare? Questa è giusto una piccola nota, perché noi notiamo tutto. Noi purtroppo siamo dei grillini proprio irriducibili, siamo proprio, come si suol dire, dei rompipì. È incredibile. C'è un pallone. Di che? Viene. Eccolo. Passaggio in diretta, perché questo è il loro campo da calcio. Perché cosa abbiamo a Triggiano? Abbiamo per caso un campo sportivo comunale? Che non è un campo che è un campo di patate, probabilmente. Abbiamo un campo comunale gestito dal comune? No, perché tutti gli impianti sportivi vengono delegati, vengono fatti gestire a terze persone, con piccoli contributi, perché a Triggiano fondamentalmente non esiste lo sport, non esiste cultura, non esiste svago per questi ragazzi che sono costretti a stare in villa e giocare sull'asfalto, l'abbiamo detto prima, procurando del male magari a se stessi, cadendo, o ad altri con il pallone. Ma alla fine cosa vogliamo fare? È giusto così, sono ragazzi ed è giusto che si divertano, devono divertirsi. L'alternativa è restare chiusi in casa davanti a un PC, davanti a uno smartphone. Smartphone che in realtà sarebbe anche utile certe volte, perché non sempre la tecnologia è deleteria. Ci sono, qualche mese fa, forse addirittura un anno fa, una delle nostre prime proposte fu quella di adottare l'app per smartphone del coro urbano per segnalare tutti i problemi della città, buche stradali, segnaletica malfunzionante, o di delta, semafori lo stesso spenti. Purtroppo è una proposta che è passata nel dimenticatoio, perché ovviamente la parola d'ordine, la caratteristica di questa amministrazione comunale è stata quella di ignorare totalmente le proposte. Forse ci sottovalutavano perché pensavano che un'associazione di cittadini alla fine non avesse peso, ma non hanno compreso che è proprio l'associazione di cittadini che diventa movimento politico, che diventa Movimento 5 Stelle.
a giudicare anche dai personaggi che si sono avvicinati prima a noi e poi si sono candidati con le liste civiche. Quanti sono? Cioè, sembrava una battuta quella delle liste civiche, si può organizzare un torneo di calcio con le liste civiche, in realtà lo stanno organizzando. Stamattina mi è arrivata una proposta per partecipare a un torneo di calcio con i candidati. Io ho subito accettato perché a me piace lo sport e piace l'aggregazione, ma spero davvero che si faccia questo torneo, perché i numeri ci sono, 7 liste per parte, 14 liste e 15 candidati, è meraviglioso. Però poi penso, ma non si potrebbe fare un torneo locale, perché i candidati loro li hanno pescati anche dagli altri paesi limitrofi, li hanno pescati da Capurso, da Torre a Mare, da Carbonara, da Bari, non sono trigianesi, nati a Triggiano, residenti a Triggiano, che vivono da 30 anni in questo paese e conoscono le problematiche. Sono candidati così, riempilista, come dire, all'amicizia. Ovviamente non servono a nulla se non a raccogliere una decina di voti in famiglia, i soliti portatori d'acqua, per far sì che la lista prenda un numero adeguato di preferenze e per favorire sempre i padroni, i cosiddetti capilista, i capolista, che non sono capolista perché chiaramente la legge elettorale nei comuni non prevede capilista bloccati, però formalmente lo sono perché sono quelli più in vista, quelli che sono lì da 20 anni, da 25 anni e che voi conoscete benissimo probabilmente, quelli che vi stanno abbracciando in questo periodo, che vi coccolano, che vi telefonano, che si offrono di pagarvi la bolletta, che si offrono di accompagnarvi in posta e che vi dicono che le cose cambieranno perché cambieranno e perché cambieranno. Cambieremo, faremo e diremo. Un nostro consigliere regionale dice sempre una cosa che mi è rimasta impressa: il tempo futuro è il tempo degli imbroglioni, perché vorrei sentire da questa gente che sta lì da 20 anni, da 30 anni, usare il tempo passato. Ho fatto, ho detto, abbiamo proposto. Invece dopo 20 anni ci troviamo sempre le solite persone a dire faremo, diremo e vedremo. La mia domanda è quando? Quando diremo, vedremo e faremo? Quando sarà troppo tardi? Quando tutti i nostri ragazzi disoccupati di Triggiano, tutte le menti brillanti saranno andate a cercare fortuna all'estero, o male che ci vada al nord, a Roma, a Milano, perché Triggiano ha delle menti brillanti, ma queste menti brillanti non sono mica sostenute dal comune. Pochissime sono le borse di studio erogate, pochissimi sono i tirocini erogati e promossi dal comune di Triggiano per mettere in comunicazione scuola, università, ricerca. Pochissima attenzione c'è verso i talenti, che siano intellettuali o artistici. Non esistono laboratori artistici, non esistono contenitori culturali, eppure ci sono un sacco di locali abbandonati. Si potrebbero mettere locali dell'amministrazione a disposizione di questi artisti. Si dovrebbe favorire l'arte e la cultura, perché l'arte, la cultura e l'educazione sono alla base della formazione dei cittadini del domani, che sono quei bambini che noi vediamo seduti sulla panchina e che sono bistrattati, perché votando la stessa gente state mettendo in pericolo il futuro dei vostri figli, dei vostri nipoti. Dovreste sentirvi responsabili di votare la stessa gente. Noi abbiamo tante proposte per questi ragazzi. La prima proposta l'abbiamo ribadita ieri al forum delle associazioni familiari, sarà quella di tagliarci lo stipendio del 50%, sindaco, assessori, creare un fondo per la scuola, creare un fondo per il welfare, per il sociale, perché c'è gente non che non arriva a fine mese, c'è gente che il mese non riesce neanche ad iniziarlo. Ci sono bambini che vanno a scuola e non hanno neanche la carta igienica per andare in bagno, perché le nostre scuole la carta igienica non ce l'hanno. Ci sono muri che cadono a pezzi, tinteggiature effettuate dai genitori, non abbiamo neanche il sapone nei bagni ed è questa la situazione che abbiamo a scuola. Anche a scuola non c'è il minimo decoro e rispetto per i bambini. Questo è l'ambiente in cui crescono i nostri figli.
non hanno neanche i servizi igienici. Oddio, d'altronde non c'è attenzione verso i bambini, neanche per gli anziani, C'è questo bagno che è veramente la fine del mondo, si sentono i profumi fin di qua. Non c'è un bagno per le donne, ma in questa villa, è una villa maschile praticamente, giustamente le donne non sono ammesse, non c'è manco il bagno. Magari se vanno a aprire il bagno riusciamo anche a trovare compagnia, ragazzi. E quindi cosa dire di questa amministrazione? Di questa amministrazione che poi gli ultimi giorni, dagli ultimi colpi di coda, e comincia a buttare giù un po' di asfalto elettorale, coprire i buchi, ma in realtà neanche quello, perché questa amministrazione è talmente morta che non riesce neanche a fare gli ultimi asfalti. Ieri c'era una voragine in seguito alle ultime piogge vicino alla rotonda di Aldo Moro, dove c'è la laguna, quella specie di lago dove ormai crescono specie di ogni tipo, perché non è una fontana piazza Cavalier Lombardi, quella è una laguna. Tra poco ci vedremo i pescatori con la canna da pesca a tirar su le trote se continuiamo a buttargli le patatine fritte all'interno di quella fontana. Io non lo so se Trigiano veramente ha bisogno di civilizzazione o ha bisogno semplicemente di essere accompagnata in questo percorso, ha bisogno di servizi, ha bisogno di cestini, perché se gli metti un cestino a 1 chilometro una persona è normale che la persona la butterà per terra la carta. Il cittadino ha bisogno di servizi, perché il cittadino le tasse le paga e le paga anche profumatamente. E il primo punto di un'amministrazione dovrebbe essere quello di restituire in servizi ogni centesimo che il cittadino paga di tasse. E a Trigiano non succede. Volete un esempio? A Porta Vuota, è un gol a porta vuota, la tassa sui rifiuti. 300, una delle tasse rifiuti più alte di tutta la Puglia e di tutta l'Italia, sicuramente una delle più alte d'Europa. Per cosa? Per guardare discariche abusive in ogni angolo del paese, discariche abusive in campagna, in periferia, nel centro, carte pure nei giardini comunali, in villa comunale. Il decoro urbano in questo paese non esiste e noi lo facciamo per loro. Quando mi taglierò, se dovessi diventare sindaco e tagliarmi lo stipendio del 50%, lo farò per loro. Ho chiesto agli altri 2 candidati di tagliarsi lo stipendio e di dare l'esempio, perché se c'è una crisi dobbiamo partecipare tutti al sacrificio. E se siete interessati a governare questo paese e non soltanto a mettere le mani sugli appalti edilizi e non, allora date l'esempio. Firmate il modulo che vi presenteremo, vi tagliate lo stipendio e quello che risparmiamo andrà alle scuole e al sociale. Cominciamo a fare azioni concrete, che non sia quello di stampare 150.000 volantini e bombardare la gente, schede telefoniche per telefonare alla gente, per convincerli, proposte di lavoro oscene per convincerli a votare, buoni benzina, 50 euro. Vergognatevi voi che fate queste proposte e che prendete per il collo la gente che ne ha bisogno. Vergognatevi, palesatevi, ve lo devo dire in faccia. Fate schifo, fate schifo. Peccato che non è ancora arrivata una denuncia, non è ancora arrivata una segnalazione. Sarei felice di presentarla in procura. Non è ancora arrivata. Quest'anno però è la volta buona. Sono sicuro che è la volta buona. Vogliamo parlare di un'altra piccola tematica, è la viabilità e la mobilità. Trigiano, al di là delle rotonde, che alla fine è l'unica cosa che riescono ad intercettare, i fondi per fare le rotonde. Almeno questo, Trigiano, puoi stare lì a girare per le rotonde, che è fantastico. Certo, eliminano gli incroci, va bene, ma almeno su queste rotonde piazzaci 2 fiori. Non dico tanto, 2 fiori, niente. Buche in ogni dove, piste ciclabili, i ragazzi vanno in bici, andate in bici voi, può darsi, ci sono piste ciclabili? No, devono andare in mezzo alla strada, rischiando di farsi investire. Anzi, c'è stato un tentativo di un'amministrazione di realizzare delle piste ciclabili, ma sono state un aborto, sono nate e finite a distanza di 200 metri
chilometri dalla zona 167, non c'è una progettazione delle piste ciclabili, è assurdo, è assurdo, è incredibile, cioè, e non vi dico fesserie, c'è il parco a macchine del comune che potrebbe essere riconvertito all'elettrico, ci sono veicoli ormai da 35.000 euro che funzionano all'elettricità, pensiamo a quanto risparmieremo di carburante, pensiamo a quanto risparmieremmo controllando per bene i bilanci verbali ed evitando gli sprechi, controllando gli stipendi, togliendo i premi ai dirigenti che magari non se lo meritano, controllando tutti i salari dell'amministrazione. Ma tornando alla viabilità e alla mobilità, sicuramente i veicoli elettrici, sicuramente le buche stradali, io voglio vedere chi è il genio che fa progettare e realizzare le strade a Triggiano, perché io vorrei andare dal costruttore, perché le strade a Triggiano durano 2 minuti e mezzo prima di farsi delle voragini di mezzo metro, vorrei dire ma queste strade come vengono fatte? E vorrei dire alla società che gestisce l'appalto, sappi che se la strada si rompe prima di 3 mesi me la rifai gratis, vediamo se poi continuano a giocare con